momento per cominciare i lavori di questa commissione. Se i consiglieri possono ritirare le tessere per prenotare i loro interventi, e chiedo un po' di silenzio in aula per cortesia. Allora saluto i presidenti delle altre commissioni e il gruppo di lavoro sui flussi turistici. Saluto l'assessore e invito i consiglieri a prendere posto per cortesia. Allora saluto anche la dottoressa Angelica Zin che rappresenta l'associazione Bed and Breakfast, Affittacamere e Appartamenti del Veneto, ABAV Veneto appunto, e avranno visto i consiglieri il progetto che è stato inviato. In più nel corso dell'illustrazione del progetto ci saranno dei contributi con le slide, quindi passerei la parola alla dottoressa. Se si può prenotare con sistema in fase di... Mi scuso, a me compare sistema in fase di inizializzazione. Se potete dare voi la parola, prego, prego. Buongiorno a tutti, sono Angelica Zin e per l'associazione ABBAV, come ha giusto detto la Presidente, sono qui a presentare il progetto sulla gestione dei flussi turistici. Dei ringraziamenti doverosi alla Presidente Pea, all'assessore Mar e a tutti voi per essere qui oggi e darci l'opportunità di presentare ciò che abbiamo creato e pensato. Utilizzerò appunto uno strumento per aiutare un po' questa presentazione, in modo tale che ci siano dei punti fermi, precisi per tutti voi. Ci tengo moltissimo a dire che questo progetto emerge da analisi, da proposte e osservazioni emerse da persone che vivono Venezia, che la vivono costantemente, che sono in città e pensano sempre alla valorizzazione e alla tutela di questa città, che pur essendo diciamo dei concetti molto semplici, ci tengo comunque a sottolinearli. Abbiamo tre aspetti principali da affrontare: la gestione dei flussi turistici, che è il primo e principale aspetto, il secondo sono i visitatori, e il terzo sono delle proposte di integrazione verticale e orizzontale. Ma sarò veloce e mirata nel spiegare il primo aspetto, che è la gestione dei flussi turistici, e c'è una parola molto importante, si chiama destagionalizzazione. Perché destagionalizzare? Perché fondamentalmente il punto principale di Venezia è un apice grande, un apice forte che si raggiunge sempre nei classici mesi, e questo porta ovviamente a parlare di cosa? Di ripercussioni negative, che è anche la ragione per la quale siamo qui oggi. Quindi il superamento della capacità di carico, che ormai è stata ampiamente presentata, la concentrazione di forza lavoro e l'adeguamento della tipologia contrattuale a questi picchi riteniamo sia altrettanto un aspetto importante, e la sofferenza dei cittadini. Perché questi tre aspetti negativi? Perché dal nostro punto di vista non c'è solo la necessità di gestire il turismo, c'è la necessità di osservarlo a 360 gradi negli aspetti più importanti e più negativi, purtroppo, che poi aspetti negativi sono delle ripercussioni di una gestione che fino ad oggi è stata
basata molto su un prospetto di poca lungimiranza, se posso permettermi, nel senso che, e posso capirlo, sono sempre state attuate delle politiche veloci, delle politiche molto semplici, corrette per certi aspetti, però riteniamo sia fondamentale a questo punto non prendere esempio né da chi, ovviamente no, da chi fa peggio di noi, ma siamo ad un punto dove non possiamo più prendere esempio neanche da chi fa uguale a noi o che può dare tanto quanto noi. Dobbiamo per forza prendere esempio da chi fa decisamente meglio di noi. E non serve andare sempre all'estero, perché parliamoci chiaro, gli italiani sono molto molto bravi. Quindi prendiamo esempio da casa nostra, dall'Italia stessa, che può essere proprio d'esempio anche per la città di Venezia. Questi aspetti possono essere affrontati attraverso più azioni, analisi. Anche solo questa parola da sola è decisamente importante e meriterebbe proprio un appuntamento a sé stante. Però vogliamo concentrarsi sull'analisi degli eventi. Perché? Perché la destagionalizzazione mira a questo, a evitare una concentrazione sistematica degli eventi sempre negli stessi mesi. Perché quello che avviene da nostre analisi, ma sono analisi anche molto semplici, da dati che voi stessi fornite a noi, si vede chiaro, ci sono gli eventi sempre nei soliti mesi. Quindi questo porta appunto questa capacità di carico ad essere ampiamente superata. Quindi la destagionalizzazione che stiamo portando qui noi è questa, analisi degli eventi e programmazione degli stessi, tutelando la non concomitanza. Quindi al di là degli eventi che per ragioni di proprio meteorologiche necessitano di essere sviluppati nei mesi estivi, quindi se pensiamo a, non so, una competizione che prevede l'uso dell'acqua, delle barche, delle imbarcazioni, è ovvio che non si può fare a dicembre con il gelo o a gennaio. Però ci sono moltissimi, troppi eventi fatti tutti insieme dove prevedono semplicemente uno spazio interno, quindi farli a dicembre, gennaio, febbraio, piuttosto che a novembre, sarebbe la stessa cosa. Ma come si fa a fare ad applicare questa destagionalizzazione? Bisogna creare dei punti di interesse intanto esterni al centro storico, perché tanto la città di Venezia viene visitata uguale. Se arriva una delegazione di dottori, di medici che vengono a fare un congresso qui a Venezia, vengono anche a visitarla. Quindi diamo modo di sviluppare anche le parti esterne a Venezia, portiamo le persone fuori anche da Venezia, tanto a Venezia ci verranno ugualmente, per visitarla intendo. La creazione degli eventi devono essere tematici e in periodi dell'anno di bassa stagione. Quindi dare degli incentivi forti, decisi, quindi delle agevolazioni a stakeholders. Stakeholders sono portatori di interessi, chi ovviamente ha l'interesse a svolgere degli eventi, chi ha l'interesse di fare qualcosa concretamente qui a Venezia, e bisogna dare delle agevolazioni serie, vere, concrete. Quindi gli spazi a Venezia non semplicemente con una riduzione del 10%, del 20%, ma dare forti segnali per chiedere a chi ha questo potere, questa decisione, di avere un vero guadagno nel creare degli eventi fuori ai classici mesi. Perché mi sono concentrata sugli eventi? Perché ricordo dalla seduta precedente che giustamente la Presidente Pea si è corretta nel dire turismi e ha detto no, turismo. Invece no, è giusto parlare di turismi, ce ne sono diversi, non c'è solo il turismo culturale, non c'è solo il turismo sportivo a Venezia, che poi gran poco sportivo, no? Ci sono tante tipologie di turismi e vanno tutte applicate in maniera differente. Quindi oggi più che un vero progetto è una forma mentis che suggeriamo. Va fatta un'analisi, va fatta una pianificazione, va fatta proprio una gestione puntuale di tutti questi turismi e cercare di spostare, perché c'è il metodo, c'è sempre stato, basta andare ad una lezione del professor Van der Borg piuttosto che all'interno della nostra università che c'ha la sezione economia del turismo per sapere cosa?
che ci sono vari turismi e c'è modo di spostarli, modo di veicolare e di indirizzare le scelte del turista in altri periodi dell'anno. Un altro punto importante è il fatto che questa capacità di carico, ora non credo ci sia attualmente a vostra disposizione un metodo efficace per capire chi è un escursionista o chi è il turista, perché il termine turista sappiamo tutti che non è un termine unico. Turista è chi pernotta, chi dorme, chi spende più di 24 ore all'interno della città con il pernotto. Ma il problema di Venezia sono gli escursionisti. Perché? Perché il turista pernottante dà già il suo contributo a Venezia, si chiama tassa di soggiorno, l'escursionista no. Allora abbiamo pensato di unire questa parte questa richiesta forte di analisi e destagionalizzazione come progetto ad un altro aspetto molto importante che si chiama appunto visitatori, nuovo valore economico da lasciare alla città. Perché è importante? Perché comunque è un altro modo di vedere il turista. Il turista non va visto come una persona che può contribuire, dare dei soldi e fine. È un valore economico, è un qualche cosa di diverso, quindi va visto in una maniera differente. Ma soprattutto avvalora la mia tesi un semplice quotidiano che per sbaglio ho trovato, non dal parrucchiere, ma il titolo è veramente importante, no? E dice i costosi servizi di Venezia. Quindi abbiamo una città impegnativa, costosa. Queste non sono cose nuove, non dico cose, diciamo, non sto scoprendo l'acqua calda, no? Stiamo dicendo cose ampiamente condivise. Quindi è una città costosa che necessita impegno, unica, perché bisogna guardarla come città unica. Non bisogna affrontare Venezia mettendola alla stregua di altre città o ancora peggio paragonarla a parchi tematici, e mi viene male nel dire, scusate se sono poco tecnica e più passionale, paragonarla a parchi tematici e mettere le analisi di questi parchi tematici alla stregua di Venezia. Mi dispiace, non si può fare e non si deve fare. Bisogna trattarla come una città che ha la sua residenza e quindi con delle tematiche al pari delle città, ma diversa perché è unica, perché ha delle peculiarità differenti. Quindi cerchiamo di creare delle cose nostre, uniche della città di Venezia. Si può prendere esempio, ho detto all'inizio, no? Si può prendere esempio da chi? Ne cito solo uno. Gli Uffizi a Firenze fanno una programmazione, ci si deve prenotare per accedervi. Nessun monumento a Venezia ha questo. La prenotazione viene fatta solo ed esclusivamente per assicurarsi l'ingresso ad un determinato tempo, è obbligatoria solo per i gruppi, ma per gli individuali no. Gli Uffizi dice chiunque vuole venire qui dentro a vedere questo patrimonio inestimabile deve prenotarsi. Se non ti puoi prenotare, cambi giorno per venire a visitare Firenze. Cioè è questa la programmazione che noi vorremmo, è questa quella che noi suggeriamo a voi. Quindi unita alla destagionalizzazione c'è bisogno di fare questo, di entrare all'interno di tutto ciò che è già a disposizione del Comune di Venezia e dire gestite quello che c'è già. Non serve creare nulla di nuovo, non serve creare hub, non serve creare progetti che economicamente non affrontabili. Basta osservare quello che abbiamo già e organizzarlo meglio. Quindi, anche solo i nostri musei o la Basilica stessa, diamo priorità e diamo metodo di prenotazione. In questo modo spostiamo automaticamente tutte quelle persone che possono accedere e che vengono in esubero e si fanno 4-6 ore, io non lo farei mai, di coda per entrare. Se sanno già che non possono entrare, non fanno coda, non vengono in quel momento lì, perché ci sono un'ampia parte di persone che possono scegliere quando andare in vacanza. E ad agosto per Venezia è bassissima stagione, non bassa, perché tutti vanno al mare. Quindi se io programmo, se noi programmiamo, se il Comune decide di destagionalizzare tramite gli eventi, tramite la programmazione, tramite l'osservazione attenta di quello che succede nella città, ecco che riusciamo a
portare questi picchi a livelli di normale accettazione. Inoltre, non entro nel merito delle analisi statistiche, quando osserviamo questi picchi sono dettati anche dal fatto che Venezia è una città. Si viene a Venezia per andare in tribunale, si viene a Venezia per andare a lavorare, si viene a Venezia non solo per visitare, si viene a Venezia anche per passeggiare, c'è ancora qualcuno che lo fa, pochi, ma c'è ancora qualcuno che lo fa. Quindi è difficile dire che questa capacità di carico è arrivata ad un punto di non ritorno o è stata superata troppo, perché non abbiamo dei dati oggettivi per poter dire questo è un turista, questo è un residente, questo è un escursionista. Tornando a noi, visitatori, perché questo aspetto? Appunto perché Venezia costa un sacco, i tagli netti lineari, lo sappiamo tutti, vanno a penalizzare soprattutto la città di Venezia. Quindi, troppi escursionisti e troppi pochi turisti pernottanti ormai sono dei temi a voi molto noti, entriamo nel merito. Sono tutti visitatori della nostra città e tutti meritano di goderla in egual misura. Si tratta solo di far contribuire tutti. Ci tengo a sottolineare questo perché Venezia non è un museo, Venezia è una città e non è mia e non è tua, ma è di tutti. Strumento, realizzazione e rilascio di un codice in formato QR code. Perché? Perché siamo tecnologici, il QR code non è solo per me o persone giovani che hanno lo smartphone, ma ce lo si stampa e ce l'ha anche l'anziano che viene a visitare Venezia. Il QR code dà il modo e il metodo per fare in modo di creare cosa fondamentalmente? Che il turista non sia la persona penalizzata e fare in modo che anche l'escursionista dia il proprio apporto, quindi trovare delle fonti economiche che sono già a disposizione di Venezia, le abbiamo già. Metodologia, turista pernottante. Al turista pernottante del Comune di Venezia dovranno essere riconosciuti benefici e incentivi al pernottamento. Dobbiamo fare in modo che le persone vengano a dormire a Venezia. Perché? Beh, è semplice. Chi viene e dorme a Venezia contribuisce con l'hotel, l'appartamento, il bed and breakfast a pagare le tasse, quindi c'è un ritorno immediato al Comune di Venezia. Chi viene qui si mangia il panino, che è da rispettare, alto lì, però non lascia nulla di contributo, giusto? Quindi, scusate, tale codice permetterà al turista di beneficiare di prezzo ridotto del trasporto pubblico, prezzo agevolato per gli ingressi ai musei, servizio skip the line, quindi accesso prioritario per chi dorme a Venezia. Ora l'accesso prioritario, detto in maniera palese, ce l'ha chi può permetterselo, le agenzie oppure appunto le agenzie che lo conoscono come strumento, e quindi permetto a chi può di entrare prima. No, deve cambiare la mentalità, deve entrare prima chi dorme a Venezia, chi sta a Venezia e fa la coda o ancora meglio l'ingresso programmato l'escursionista. Gratuità o prezzo agevolato per l'accesso ai bagni pubblici. Sembra una sciocchezza, ma solo noi italiani abbiamo, e ancora pochi di noi, hanno la concezione di pagare un caffè per poter andare al bagno. Adesso è giusto dare l'opportunità e la gratuità di questo servizio. Prenotazione prioritaria a prezzo ridotto sui parcheggi per il periodo indicato nel suo soggiorno. Nell'area operatori del portale web del Comune di Venezia ad oggi è già presente uno strumento di registrazione per i gestori di strutture ricettive. In questa stessa area si potrà aggiungere una funzione per l'emissione del codice a barre. Quindi diamo un codice a barre ad ogni struttura ricettiva, in modo tale che venga poi dato all'ospite 24 ore prima del proprio ingresso a Venezia, del proprio arrivo a Venezia, in modo tale che incominci subito a beneficiare di questo incentivo. Ovviamente bisogna inserire il giorno di inizio di validità e i giorni di validità, ma questi sono aspetti più tecnici, voglio arrivare al punto saliente di questo strumento. L'escursionista. Per escursionisti si intendono appunto coloro che escono dalla propria area metropolitana per motivi di svago, quindi ce ne sono vari e di diverse tipologie.
Azioni. Al fine di richiedere un contributo a tutte queste tipologie di escursionisti, perché prima le ho indicate in maniera semplice, c'è quello di rimbalzo, c'è l'escursionista improprio, ce ne sono varie tipologie. Chi va a Jesolo e poi viene qui giustamente a visitare perché c'è il giorno di pioggia, piuttosto che la persona che va a dormire a Mogliano, quindi non paga la tassa di soggiorno a Venezia, ma viene a Venezia tutti i giorni, è una cosa oggettiva. Nella città di Venezia vi sono 4 porte d'accesso. Aeroporto di Venezia, stazione ferroviaria, rete stradale e vie d'acqua e il porto crocieristico. A queste porte di accesso sono collegati diversi mezzi di trasporto per raggiungere le città, quindi autobus di linea, treno, macchine e navi da crociera. Non entro in ogni aspetto. Ci tengo a veicolare cosa? Che se noi andiamo a analizzare questi mezzi di trasporto riusciamo a fare un'effettiva diversificazione dal residente, che deve essere la priorità numero 1. Ad oggi 1,50 € lo pago io che abito a Venezia, 1,50 € lo paga mia cognata che abita nelle Marche, 1,50 € lo paga l'americano. Non è corretto. Quindi il turista munito di questo codice cosa fa? Riesce ad avere una scontistica. Bisogna alzare leggermente i prezzi dei biglietti in modo tale che il turista che pernotta paga un prezzo, il residente un altro e l'escursionista un altro ancora. Quindi un metodo contributivo non proporzionale alla propria capacità contributiva, ma proporzionato al contributo che lascio a Venezia. Quindi le azioni di marketing, tra l'altro, di ACTV, e sono tutte azioni fattibili, devono essere veicolate in questo senso. Il Comune deve mettere il naso su qualcosa che è già suo e dire: queste azioni di marketing miriamole e veicoliamole in maniera decisa a chi dorme a Venezia e soprattutto al residente, in modo tale che questi compensi possano essere gestiti dal Comune di Venezia per riuscire a sopperire a ciò che ci viene tolto costantemente dal governo centrale. Ovviamente con il treno la stessa cosa, ma qui è molto più importante. Bisognerebbe inserire una tassa di soggiorno per gli escursionisti, una tassa in modo tale che venga dato un contributo, dato che non viene lasciato in un altro modo, lo lasciamo attraverso il mezzo che utilizziamo, non per bloccare l'accesso a Venezia, ma per dare il contributo attraverso lo strumento, il mezzo che utilizzo per raggiungere Venezia. Quindi c'è già la carta freccia, per esempio, no? C'è già e mi dà una scontistica. Quindi riesco a differenziare il residente, che lo semplicemente obbligherò a fare una tessera, in modo tale che si riesca a capire chi è l'escursionista, chi è la persona pernottante e chi è il residente. Quindi riesco effettivamente a dare dei dati concreti, perché ad oggi non sappiamo quanti escursionisti ci sono veri a Venezia e sono tutte persone che non contribuiscono o non sappiamo se e come contribuiscono. Bus turistici, parcheggi e mezzi di trasporto acqueo, la stessa cosa. Abbiamo modo anche qui di vedere e attraverso anche questo metodo, questo mezzo di trasporto possiamo fare in modo di far contribuire in maniera differente escursionista, turista e residente. Azioni correlate, ovviamente il codice per il turista pernottante dovrà essere promosso attraverso tutti i canali, quindi bisogna fare in modo che anche le persone conoscano, che le strutture lo sappiano e che venga veicolato in maniera decisa, perché parliamoci in maniera franca e semplice. Anche 5 € spostano le scelte di un turista. Andare all'aeroporto di Venezia e raggiungere Venezia tramite Ali Laguna costa di più di ACTV. E già questo è una ragione per il turista stesso di non fare quel percorso e di andare ad intasare Piazzale Roma. Raggiungere tutti lo stesso punto con lo stesso mezzo, perché è il più conveniente, è il più economico. Poi ci sono però delle osservazioni e dei commenti d'obbligo, diciamo, in questa sede, no? Perché siamo qui a parlare di flussi turistici, ma al contempo apro il giornale costantemente e leggo apertura e creazione nuovi hotel, nuovi parcheggi, silos in aeroporto, in porto, a Marghera, in ogni parte della nostra città. Allora, un hotel
in aeroporto di 9.000 metri quadri. Siamo a favore, eh? Devo però da tecnico dirli questi dati, citarli. Quindi siamo sui 400-500 posti letto, ovviamente non solo 5 stelle, ma abbiamo imparato a diversificare, quindi 5, 3, 2 stelle, così la concorrenza insomma è un po' sparpagliata in tutte le categorie. Hotel in via Can Marcello addirittura 4, non 1, 4. Hotel in Porto di Venezia, e adesso da poco mi è arrivato dalla Presidente che è già stata proprio approvato 2 hotel a forma di torre a Marghera. Quindi andiamo a gestire i flussi, ma creiamo ancora hotel. Dove andranno mai queste persone? A Venezia. Quindi la mia domanda è: vogliamo proporre, vogliamo creare dei progetti, vogliamo gestire i flussi, ma creiamo un aeroporto che giustamente aumenta, ma non aumenta per business, per clienti business intendo, aumenta per turisti, quindi ne portiamo di più, treni, frecce sempre più veloci, collegamenti più rapidi da ogni parte d'Europa, quindi ancora più persone, ancora più hotel, quindi c'è una contraddizione in termini, no? Credo. Ma soprattutto sono rimasta proprio stupita da un termine utilizzato, no? Che tramite appunto questi 4 hotel in via Can Marcello si crea la promenade come a Barcellona. Bello, bellissimo. Andiamo a Barcellona, il sindaco di Barcellona dice stop perché sennò diventiamo come Venezia. Diventiamo come Venezia. Cosa significa diventare come Venezia? Siamo diventati un esempio negativo. Il sindaco di Barcellona ha detto no a 30 licenze già approvate di costruzione, di creazione, di avvio di hotel, perché altrimenti diventiamo come Venezia. Scusate, ma sono un attimo venuti i penotti d'oca, come si suol dire, no? Quindi quello che viene detto in questa sede, è importante sottolineare in questa sede: ci sono troppe politiche nel nostro importantissimo e fondamentale Veneto, che sappiamo tutti, che porta avanti anche il resto d'Italia. Ci sono politiche di chiusura delle microimprese, politica di chiusura del commercio. Ci sono delle azioni che ormai qua a Venezia sono visibili a chi cammina tutti i giorni a Venezia. Quindi vogliamo continuare a seguire questa procedura? Vogliamo continuare a dare spazio a catene alberghiere rispettabilissime, ma non sono veneziane, non sono italiane? Stiamo vendendo pezzo per pezzo Venezia. Mi scusa, non vorrei interromperla, le chiedo. Grazie. Sì. Quindi, tornando a noi, destagionalizzazione è una cosa ormai fondamentale, non si può più pensare di avere una soluzione veloce e immediata, ma bisogna organizzare in maniera produttiva e continuativa negli anni la gestione del turismo a Venezia. Destagionalizzare osservando ciò che abbiamo già e programmarlo meglio, e fare in modo che chi viene a Venezia contribuisca in maniera corretta, concreta e proporzionale alla qualità di turismo che lascia. Grazie a tutti, credo di aver lasciato qualcosa oggi e di aver veicolato un progetto secondo me altamente realizzabile e concreto. Grazie. Allora io la ringrazio, immagino che quando si riferisse alla Presidente della sua associazione. No, lei. A me? Sì. Io le ho detto che sono state rilasciate no, due... scusi, pensavo no, ecco. turismi, perché l'ho citata in quell'occasione. Sì, se no, può... la Presidente dell'associazione. Sì, la Presidente della vostra associazione è la signora Ondina Giacomin. Sì. Perfetto, grazie. Allora, se ci sono dei consiglieri che vogliono chiedere dei chiarimenti, fare delle domande, delle osservazioni rispetto a questo progetto, che mi permetto di dire anche questo, più che essere un progetto, come diceva lei, è una forma mentis, cioè voi proponete di cambiare forse un po' l'ottica, la prospettiva
e suggerisce alcuni interventi. Perfetto. Allora, c'è qualcuno che vuole... Sì, allora si è prenotato il consigliere Davide Oscano, al quale passo la parola. Aspetti un momento perché io ancora se... perfetto, te l'hanno data loro. Sì, grazie Presidente. Rompo io il ghiaccio, così, visto che il consigliere Pellegrini è timido. So che vuole parlare, ma... no, intanto ringrazio per la presentazione e credo che sia stato comunque interessante già il fatto di avere anche questa opinione, cioè l'opinione comunque di una categoria tra le tante categorie turistiche che si occupa dell'extra alberghiero, cioè di quella decentrata rispetto alle solite aree, diciamo, più battute, dove ci sono più posizionate le strutture alberghiere con numeri evidentemente più grandi, e questo può esserci utile. E io trovo che ovviamente molte delle linee di azione siano quelle su cui abbiamo già ragionato, cioè sono progetti o comunque linee di intervento che sono le stesse ricalcate da molti altri, e questo quantomeno è utile e importante, perché ci dovrebbe, diciamo, accendere il campanello d'allarme, dicendo: se tutti o il 95% circa dei soggetti che finora abbiamo ascoltato ci dicono tutti la stessa cosa, è presumibile, anche visto che ci lavorano loro. Io fortunatamente non lavoro col turismo, ma questi soggetti che abbiamo ascoltato lavorano tutti col turismo. Se tutti quelli che lavorano col turismo ci dicono di andare in un'altra direzione rispetto a quella che purtroppo l'amministrazione ha avuto negli ultimi 30 anni, cioè di carenza totale di organizzazione, assolutamente di disorganizzazione, mancata gestione, mancata informatizzazione, innovazione tecnologica, cioè praticamente lo zero assoluto. Questo è quello che ci hanno detto i professori universitari piuttosto che le categorie, e quindi credo che innanzitutto dovremmo quindi recepire e ascoltare questi suggerimenti. E la cosa altrettanto secondo me importante è quella di prendere da subito dei provvedimenti, perché alcune cose, su alcuni aspetti possiamo invertire da subito la tendenza, perché sono piccoli gesti, ci sono piccoli gesti di rottura che l'amministrazione fa o non fa, che possono dare il segno. Faccio un esempio: il sindaco su certi temi è intervenuto, e non è intervenuto con delibere, non è intervenuto con determine, è intervenuto anche con suoi gesti personali, gesti che poi vengono visti dai cittadini positivamente. Anche mi sono stati raccontati anche a me degli episodi positivi di suo comportamento rispetto a dipendenti del comune o delle partecipate, vengono colti dai cittadini, raccontati in giro, e questo dà anche il segno del cambiamento o meno, ad esempio. E quindi credo che parallelamente noi dovremmo dare subito, come consiglio comunale o giunta, dare subito degli esempi. Li ha citati anche la consigliera, penso, dell'ABAV, ed è sulla questione, ad esempio, urbanistica, cioè la mano destra dice di voler gestire i flussi, quindi ponendo ad esempio dei limiti, dei numeri massimi a giornalieri o annui, e con diversificazione delle porte di accesso alla città di Venezia. Poi la mano sinistra, però, evidentemente non collegate, inizia ad approvare nuova ricettività. E su questo, tra l'altro, vorrei sottolineare una cosa:
E io posso anche fare la tara a quello che mi dice il dottor Claudio Scarpa dell'AVA, piuttosto a quello che mi dice la signora qui presente dell'ABAV. Posso anche tranquillamente fare loro la tara. Perché? Perché potrei dire in malafede o meno che è un interesse corporativo. Posso dirlo questo. Però dovrei, da consigliere comunale e da amministratore pubblico, andare a vedere anche qual è la situazione reale, perché è vero che loro devono portare a casa per fare maggiormente l'interesse di categoria. Ci sta tutto, ci sta nel nostro ragionamento da amministratori. Come faccio la tara con loro? La faccio con tutti i portatori di un conflitto, di un interesse, che quindi sono in conflitto di interesse con quello che mi dicono. Allora, posto ciò, dovrei andare a vedere però se la qualità media della ricettività che noi offriamo, dell'accoglienza che noi diamo ai turisti, migliora o peggiora con l'aumentare indiscriminato dei posti letto. Questa è intanto una domanda. Poi ancora, i 1000 posti letto di cui parlava l'assessore De Martini ad un incontro pubblico, peraltro, perché noi in Consiglio Comunale o in Commissione Urbanistica non abbiamo mai trattato questo tema, nonostante io abbia sollecitato più volte di parlare del piano degli interventi o del PAT, zero assoluto. Lui va negli incontri pubblici e comunque io lo seguo e ha parlato di 1000 posti di lavoro lungo l'asta di via Camarcello. Benissimo. Quanti posti di lavoro perdiamo nelle vecchie strutture? Quanti posti di lavoro a tempo determinato o indeterminato addirittura si trasformano in posti di lavoro con i voucher? Quante strutture alberghiere per tagliare i costi evidentemente causati dalla concorrenza spietata, perché poi l'asta di via Camarcello sarà solo per gruppi con stanza doppia massimo 50 euro. Questa è la ricettività di un 4 stelle in via Camarcello, come è la ricettività di altri 4 stelle in giro per Mestre o Marghera, cioè 50-60 euro una stanza doppia con colazione. Quindi la colazione, ve lo dico io se non lo sapete, la colazione si trasforma in una bag che viene consegnata, come nel peggiore falso bed and breakfast di Roma, cioè oppure il buono in mano, vai a fare colazione in pasticceria, c'è la pasticceria là in fondo, cioè cose di questo genere. È questo il servizio da 4 stelle? È questa l'accoglienza che vogliamo dare? Cioè io sono stato in posti da 2 stelle in Sud Tirolo, in Austria, piuttosto che in Germania, 2 stelle dove c'è la colazione a buffet, non c'è la borsetta, il breakfast bag che viene data in certi posti. Cioè, io vorrei veramente che riflettessimo anche su questi aspetti, perché ripeto, si è superata probabilmente ancora anni fa la soglia massima di sopravvivenza delle strutture piccole esistenti sul territorio, e quindi c'è da fare un ragionamento appunto di categoria, economico, di sistema sociale, culturale, su che posti di lavoro vogliamo creare, a chi vogliamo dare i soldi, se vogliamo darli, cioè se vogliamo che i soldi vadano a ste grosse catene stile Alveari in via Camarcello, o se magari è meglio anche un lavoro di tipo diffuso e con un minimo margine, almeno spero, di qualità in più, sempre in termini di accoglienza. Perché l'accoglienza, io penso e chiudo, Presidente, grazie per la pazienza, io penso che a tutti, se fate mente locale sulle vostre vacanze in qualche città, oltre ai monumenti, quello che vi è rimasto impresso è dove avete mangiato, come siete stati accolti in albergo, piuttosto che nel bed and breakfast o nell'appartamento che avete affittato. A me ad esempio è rimasto in mente che nell'appartamento che abbiamo preso dove eravamo a Monaco, giù di lì, il tizio ci ha fatto trovare, il proprietario ci ha fatto trovare una bottiglia in fresca per la prima sera, ad esempio. Cioè sono piccole cose, cioè questo vuol dire accoglienza. Noi veramente, e chiudo Presidente, dovremmo porci questo problema, perché stiamo andando nell'altra direzione con i fatti, state andando,
che lo ricordo, 300 l'albergo in più in Marittima. L'albergo in più in Marittima è totalmente gratuito. Non avete confermato previsioni precedenti come è per via Camarcello, peraltro previsioni che potevate modificare. In Marittima avete votato un albergo in più, cancellando previsioni di standard pubblico, perché l'edificio degli ex spedizionieri, dei lavoratori del porto, era destinato a uffici, caserma, alloggi per la polizia, eccetera, eccetera. Questo avete cancellato per trasformarlo in camere d'albergo. È un'altra direzione rispetto a quella che ci dice il 95% delle persone che abbiamo ascoltato. Quindi cerchiamo di non rendere vane queste audizioni, perché a me personalmente dispiacerebbe, perché sarebbe lavoro buttato. Grazie. Grazie consigliere Scano, non mi pare che ci siano, vuole replicare? Sì, molto brevemente, poi sarà prenotato il consigliere Pellegrini. Prego dottoressa per la sua replica. Allora, ringrazio ciò che è stato appena detto appunto dal consigliere Scanu e solo un punto in più. Venezia è sempre stato appunto un luogo per commercianti, quindi si unisce ciò che sto per dire a quello che ha appena detto il consigliere. Per cosa? Per il fatto che è corretto andare avanti, è corretto lo sviluppo, ma è corretto anche mantenere ciò che c'è già a Venezia. La locandiera di Venezia non esiste più. Non esiste più la micro e la piccola metodo di accoglienza veneziano. Quindi tante volte forse la priorità deve essere appunto tutelare prima questo. Noi stessi all'interno, come giustamente ha detto il consigliere, è ovvio, noi dalla nostra parte, gli albergatori dall'altra, giustamente portiamo avanti anche i nostri interessi, però è vero anche che siamo anche i primi a voler differenziarci da quelli che sono abusivi, quindi dare anche una qualità del tipo di accoglienza. Oltre alla diversificazione dei luoghi dove siamo, come tipologia di struttura ricettiva, c'è anche da notare il fatto che diamo modo a tante famiglie di rimanere come siamo sempre stati qua a Venezia, soprattutto commercianti. È corretto diventare dipendenti, è bellissimo essere anche dipendenti oltre a imprenditori e tutti i rischi annessi, ma è vero anche che è corretto non mantenere solo una tipologia di imprenditorialità. Deve esserci l'imprenditore e il dipendente. Quindi ci tenevo solo a sottolineare questo e a sottolineare anche il fatto che siamo i primi a voler condannare chi non svolge questo tipo di ospitalità in maniera corretta. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Pellegrini. Grazie. Allora, grazie Presidente. Prima di fare la domanda alla signora, volevo un momento ricollegarmi a quello che ha detto il consigliere Scano, che non perde occasione per ripeterci 4 o 5 volte alla settimana le nostre nefandezze fatte sulla Marittima, che lui vede più propriamente destinate a affitti a uffici, quali, di cosa, perché, come, e quindi il sogno, la ricerca di un investitore che investa milioni di euro per lasciare poi degli immobili chiusi. Bisogna rendersi conto che il mondo va in questa direzione, non solo a Venezia, ma in tutto il mondo, e quindi cercare di fare il meglio che possiamo nell'interesse della città. È vero che chissà dove va l'utile, va bene? Ma l'utile del famoso ristoratore di Calle Vallaresso all'angolo resta in città, oppure va all'Unicredit, alla Banca Intesa, al Monte dei Paschi, che gli hanno aperto fidi miliardari che probabilmente perderanno, se sono vere le informazioni che circolano in città sull'incapacità del ristoratore di rientrare dei fidi stessi. Quindi seguire il denaro è una cosa importante, ma bisognerebbe anche sapere bene dove va il denaro. È chiaro che se l'Hilton apre in città, i suoi profitti vanno, credo in America, non so dove stia
di Casa Litton, quindi seguire i quattrini. Devo dire alla signora, adesso vengo al tema, che ringrazio della conferma che lei ha fatto di molte delle audizioni che abbiamo sentito in questi mesi, su cui siamo apparentemente tutti d'accordo, poi nessuno in pratica scende sul terreno di come fare a esigere certe cose, ma questo è vero che spetterà alle commissioni tecniche del comune stabilire, perché mettere il QR code è facile, cosa scriviamo sul QR code, a partire da quanti anni, e come aumentiamo le tariffe dei vaporetti, perché se noi offriamo degli sconti mettiamo in crisi il bilancio della VM, quindi c'è tutto un castello di aspetti interconnessi che bisogna che qualcuno studi e qualcuno ci dica, e non abbiamo la pretesa che lo dica lei o che lo possa dire io, insomma. Devo dire che però mi aspettavo dall'associazione del Bed and Breakfast qualcosa di diverso, perché come lei sa, voi siete gravemente imputati, non si sa se a torto o a ragione, in questa città, di svolgere un'attività borderline, diciamo così, che è più bello, perché quanti pagano la tassa di soggiorno, quanti pagano le imposte dei vostri affittuari, quanti dei vostri affittuari sono famiglie, come lei ha detto, e quanto invece dei vostri affittuari sono milanesi, romani, che scoprono che acquistare un appartamento a Venezia e poi locarlo turisticamente è l'investimento oggi a più alto tasso di redditività al mondo. Quindi mi sarei aspettato, approfitto per chiederglielo, insomma, di quali misure la vostra associazione prende, ritiene di poter prendere o consiglia all'amministrazione di prendere per verificare che chi affitta paghi l'imposta di soggiorno per quel che riguarda il comune, paghi le tasse per quello che riguarda l'Agenzia delle Entrate, cui noi plaudiamo come cittadini quando tassano gli altri, soprattutto, meno quando tassano noi. Però ecco, questo aspetto, voi sa che voi siete imputati, basta correre, passeggiare per una qualunque calle di questa città per vedere cartelli di bed and breakfast a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, e non c'è dubbio che uno dei motivi del spopolamento della città isola anche a favore di Mestre è il fatto che i ragazzi di 30 anni che ricevono in eredità l'appartamento del nonno o del papà dicono: con quello che guadagno affittando a Venezia mi trasferisco a Mestre, compro un bellissimo appartamento, la Porsche e anche un bel SUV, così faccio figura. Ecco, mi piacerebbe sapere qual è il vostro punto di vista su questo aspetto che è al contorno della regolazione dei flussi, mi rendo conto, che però approfittiamo della sua presenza per sentire qual è la vostra posizione. Grazie. Grazie Presidente Pellegrini, invito... Allora, Presidente Pellegrini, la ringrazio per l'occasione invece di poter dire proprio qui in questa sede alcune cose. Intanto ci tengo a precisare che il QR code, quello che abbiamo pensato, è proprio un metodo per differenziare le nostre strutture dalle strutture abusive, proprio quelle che non pagano poi la tassa di soggiorno, quelle che poi non pagano le tasse e via dicendo. Perché? Perché se io ho un QR code dato dal Comune di Venezia, devo dichiarare che mi arrivano delle persone. Quindi richiedo un qualcosa perché io ho delle persone che vengono a dormire da me. Quindi sono con la coscienza strapulita di poter chiedere al Comune: dammi questo strumento, e la tassa di soggiorno e tutte le agevolazioni vengono veicolate al turista pernottante attraverso questo strumento. Un bed and breakfast abusivo non può chiedere un QR code, non lo può chiedere perché non è registrato, non c'è, non paga la tassa di soggiorno.
Partendo dal presupposto che poi c'è un concetto di tassa di soggiorno in questo QR code che viene rilasciata alla persona, al pernottante, perché la tassa di soggiorno, è questa la cosa importante di questo progetto, che mi permetto di dire che va al di là di considerazioni, perché non sono, cioè destagionalizzare non l'ho sentito dire da tante persone che sono venute qui e giustamente hanno portato cosa? Commenti nel bisogna fare, bisogna gestire, bisogna organizzare. Destagionalizzare è una cosa ben diversa, è proprio prendere un calendario, guardare cosa viene svolto nella città di Venezia e fare in modo di veicolare un interesse a venire a Venezia e spostarlo nei mesi differenti. Ora, se il metodo incisivo nel confronto del turista finale può essere esiguo, perché comunque è una scelta sempre sua, possiamo incidere dove? Su chi ha libertà di scelta. Io, grazie alle esperienze anche lavorative che sono molto differenziate, posso tranquillamente dirvi che un'agenzia che organizza eventi non ha nessuna differenza di interesse nel proporre al proprio cliente finale Venezia a ottobre, luglio, novembre, cioè è uguale. Allora, tanto vale che chi se ne frega se a Venezia ci sono altri 5.000 eventi a luglio, a giugno o ancora meglio settembre, ottobre. Io faccio il mio a ottobre, quindi porto ancora persone che usano gli stessi mezzi o alcuni privati, quindi aumento, motondoso, tutto quello che ci va dietro, vado ad intasare gli hotel a Venezia, creando sì un beneficio, perché vado poi a riempire anche quelli della terraferma, no? Però è vero anche che vado a creare le code, anzi no, le salto, perché loro hanno il beneficio dello skip the line per entrare in Basilica, per entrare al Palazzo Ducale e tutti gli altri musei. Quindi sto dando nessuna differenziazione all'agenzia di eventi, all'agenzia di viaggi, nel veicolare il cliente di lì, vieni a novembre, vieni a giugno. Poi è ovvio che la scelta finale sarà sempre del cliente, però se io faccio in modo, con l'azione della destagionalizzazione e l'accesso programmato dei musei, che non so quanti altri qui siano venuti a dirvelo, fate questo, fate la programmazione, magari anche sì, e gli stringerò la mano, però è corretto, bisogna farlo. Ecco che con questi due strumenti si organizza e si gestisce. Dall'altra parte il QR code fa in modo che chi dorme a Venezia abbia un riscontro, e il fatto delle scontistiche e via dicendo, cioè ACTV attualmente sta dando 1,50 € a tutti come biglietto di autobus di terraferma, giusto? 8 euro per chi non ha Venezia è unica, giusto? Bene. Allora, ha già creato una politica di differenziazione dei prezzi, basta solo organizzarla meglio, con tutto rispetto per chi ha fatto già questo. Sto solo dicendo prendiamolo in mano e facciamo in modo che una persona paghi di più anche sull'autobus e non solo per entrare dentro l'aeroporto, perché anche io che sono residente pago 8 euro per entrare dentro l'aeroporto di Venezia. Quindi c'è metodo e modo di differenziare anche considerandoci forse più importanti dell'aeroporto di Venezia, con tutto il rispetto sempre parlando. Quindi l'associazione in questo caso ha fatto uno sforzo decisivo e un segnale forte nel dire che noi siamo fortemente contro l'abusivismo, noi denunciamo in chi fa lo stesso nostro lavoro ma in maniera non corretta. E non faccio la domanda di chi altro lo fa. Ultima cosa, lo spopolamento. Intanto credo che non dipenda da un'associazione di categoria, sempre rispetto parlando, però non dipende da un'associazione di categoria fare in modo che il residente rimanga a Venezia. Se il giovane ereditario vende il palazzo è perché forse gli costa di più mantenerlo e allora lo dà a chi? Soldini, forse un po' di più, e ha diciamo una propensione al rischio in questi periodi storici, perché anche chi c'ha i soldini tendenzialmente se li tiene in tasca, invece decide di investirli, di fare questo rischio, di prendere un palazzo, metterlo a posto, riorganizzarlo, e avendo tramite il fatto di essere un bed and breakfast, che ricordiamo si tratta di 3 camere massimo, però il bed and breakfast ha l'obbligatorietà della residenza. C'è il controllo, noi facciamo il nostro di controllo e già facciamo tanto, perché diamo una mano attivamente costante
continua proprio alle forze di controllo, ma il controllo insomma deve farlo chi ha il potere per farlo. Noi gli diamo volentieri una mano, quindi noi portiamo residenzialità a Venezia e mi permetto di dire che oltre alla residenzialità noi portiamo anche quella famosa locandiera che ho citato velocemente, cioè torniamo a dare a Venezia la persona che ci vive, torniamo a dare a Venezia la piccola gestione, perché noi siamo sempre stati piccoli esercenti, piccoli imprenditori, però piccoli abbiamo fatto una cosa molto 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 grande, Venezia. Grazie. La ringrazio, si era presentato il consigliere Giovanni Giusto, poi chiedo se ci sono altri interventi. La parola al consigliere Giusto, prego. Sì, no, velocemente solo, infatti non ho molte domande. Volevo soltanto sottolineare che forse questo a mio avviso è il progetto che ci è stato proposto più sensato, anche se poi alla fine molte cose vengono ripetute, però è costruito sicuramente in modo serio e accolto anche nel dettaglio alcuni suggerimenti, magari addentrandosi un po' di più, sicuramente da sviluppare eccetera. Io credo potrebbe essere sicuramente una materia da parte nostra di grande osservazione e comunque di sviluppo. Complimenti. Grazie consigliere delegato. C'è qualcun altro che ha piacere di... Presidente Rocco Fiano, a lei la parola. Molto breve proprio. Voi avete parlato di destagionalizzazione, che mi pare un aspetto importante, e la diversificazione delle tariffe con incentivi per i pernottanti eccetera. Io volevo proprio chiedere, siccome stiamo parlando della gestione della regolarizzazione dei flussi turistici, in che modo, e non mi voglio riferire ai 50.000, ai 25.000, ai 30.000 perché penso che siano cose un po' irrealizzabili, non lo so, un po' difficile in che modo insomma queste vostre proposte, queste analisi che voi avete presentato, che apprezzo, possono andare nella direzione di regolarizzare i flussi e anche di contenerli in qualche modo, proprio per evitare quegli affollamenti oppure quelle situazioni di cui spesso e volentieri i residenti si lamentano, ma penso anche gli stessi turisti che arrivano, perché nel camminare, non trovando spazio, non trovando altre momenti di tranquillità o quello del passeggiare per Venezia diventa difficile. Ecco, questo volevo chiedere. Grazie. Grazie Presidente, prego dottoressa se vuole. Consigliere Tosi forse aveva prenotato, no, dopo allora aveva prenotato, va bene, allora prima risponde lei e poi le diamo la parola senz'altro. Allora, la ringrazio Presidente per la domanda. Allora, partiamo da un concetto che per quanto ci riguarda un tetto massimo di ingressi a Venezia non dovrebbe esserci, perché significa condannare definitivamente Venezia ad essere un peggio di un museo, perché neanche i musei, molti di questi vengono gestiti con un tetto massimo. Quello che noi chiediamo è che sta insito nella definizione di destagionalizzazione, è creare l'interesse a spostare la visita. Non è una cosa da poco, perché comunque è un aspetto fondamentale. Perché c'è questo picco troppo alto? Perché tutti scelgono lo stesso periodo storico, lo stesso mese per visitare Venezia. Lo stesso periodo per visitare Venezia, e questo non è perché tutte le aziende sono tutte in linea nel dare ai dipendenti o agli imprenditori quella settimana, quei giorni di vacanza, è perché non c'è nessuna differenza nel fare la vacanza in questo momento piuttosto che nell'altro, questo escludendo ovviamente i picchi naturali di ponti, i picchi naturali di appunto festività. Ma se questa azione di destagionalizzazione viene fatta in maniera incisiva con quelle persone che possono effettivamente spostare questo interesse, e quindi
Le faccio un altro esempio al di là dell'organizzazione di eventi. Se c'è un concerto, se c'è un'attività, se c'è delle manifestazioni a Venezia e vengono create in concomitanza e sempre negli stessi mesi, è normale che una persona che dice durante l'anno vorrei andare a visitare Venezia, vengo perché c'è l'evento, vengo perché c'è quel concerto, se quel concerto è fatto insieme ad altri eventi nello stesso periodo, ecco che Venezia diventa impraticabile, troppo piena e non c'è maniera di camminare e vivere Venezia in quel modo che giustamente lei vorrebbe e io in primis. Quindi se questa analisi viene fatta e viene chiesto a chi vuole fare degli eventi a Venezia, perché viene sempre utilizzato dello suolo pubblico, l'autorizzazione al comune, il comune fa come tra l'altro in qualche occasione fa effettivamente, perché il mio giorno della laurea in Piazza San Marco è stato individuato guardando quando Piazza San Marco era impegnata per altre manifestazioni importanti del comune. Questa azione qui non va fatta solo quando viene coinvolta in prima persona il comune di Venezia o Piazza San Marco come suolo. Questo deve essere fatto sempre. Allora, se viene fatto sempre, posso dire all'evento che tanto fatto al chiuso può essere effettuato perché non comporta una necessità di aria aperta, non farlo in questo momento qua, fallo in un altro. Ovvio che non possiamo essere dittatori in questo, ma posso creare un interesse elevatissimo nel fare in modo che questo evento venga fatto in un altro momento. La Biennale di Venezia viene fatta nei mesi centrali dell'anno, ma la Biennale di Venezia può anche essere spostata un po' prima, un po' dopo. Non serve l'aria aperta, dato che ci sono dei padiglioni. Ovvio che nel momento in cui mi si dice sì, ma c'è anche l'Arsenale, ovvio che l'Arsenale va riscaldato, siamo tutti d'accordo che in pieno gennaio è difficile visitarlo, ma basta spostare e riorganizzare. Questo stiamo dicendo con questo progetto, questo insieme di intenti importanti. Grazie. Grazie. La parola alla consigliera Silvana Tosi, prego. Sicuramente dopo tutte queste audizioni abbiamo capito quanto sia importante e che sia una priorità assoluta la gestione dei flussi. Ripeto perché secondo me è veramente importante quello che ha portato questa signora, è il fatto della destagionalizzazione per programmare meglio, proprio il clou di questa audizione. Però è importante anche le agevolazioni di eventi in bassa stagione e il turista pernottante nel comune di Venezia dovrà avere dei benefici e quindi io approvo in pieno questa proposta e mi congratulo con lei. Grazie consigliera. C'è qualche altro consigliere che vuole fare qualche domanda? Avevo visto tra il pubblico una signora che alzava la mano, voleva prendere parola o è un caso? Mi scusi? Signora lei? Questa signora sì, lei, vedevo che ogni tanto alzava il braccio, era per prenotare un intervento? No, mi scuso. Allora, se non ci sono altre domande, l'assessore vorrebbe prendere la parola e quindi gliela passo. Allora, due appunti. Allora, sulla destagionalizzazione, parola magica, se lei ha letto con attenzione i dati del 2015 ci stiamo lavorando e abbiamo anche cominciamo ad avere i primi riscontri perché i turisti pernottanti nell'ultimo trimestre del 2015 sono aumentati del 6,6% con punte dell'11 e rotti per quanto riguarda novembre e sempre nello stesso dato di novembre per i 13 erotti per quanto riguarda i turisti stranieri. Quindi voglio dire, su questo stiamo lavorando, stiamo anche lavorando sugli eventi perché come lei ha visto quest'anno Natale a Venezia ha avuto anche un perno diverso ad Orso Duro con un'iniziativa privata che è tesa proprio a rivivificare quella che è
diciamo la stagione morta. Io personalmente, se dovessi andare a visitare una città come Venezia, ci andrei fuori stagione, ed è questo che stiamo cercando di far passare anche a livello stampa, e su cui io mi impegno anche personalmente, seguendo quello che dice il nostro consigliere Scano, che qualche volta ci riprende perché siamo disattenti. Adesso è disattento lui, giusto? Ecco, no. Stavo dicendo che sono d'accordo con lei, consigliere, che i piccoli cambiamenti creano un grande impatto, e stavo dicendo che sulla destagionalizzazione stiamo lavorando e quindi i dati anche ci confortano. Da un altro punto di vista sentivo delle dotte disquisizioni per quanto riguarda gli alberghi. Allora, dalla mia esperienza nella vita precedente vi posso confermare che i maggiori advisor internazionali ritengono che a Venezia un albergo a 5 stelle che non abbia più di 120 stanze non sia redditizio, e gli investimenti che vengono effettuati in alberghi di lusso dalle grandi categorie sono investimenti di, tra virgolette ovviamente, di rappresentanza, nel senso che non puoi avere un albergo a Parigi, non puoi averlo a Londra e a Roma e non averlo a Venezia. Quindi la struttura della città, per quanto riguarda le strutture alberghiere, okay, tendenzialmente non è come si dice, remunerative per gli alberghi di un'alta categoria che abbiano poche stanze. Poi chiaramente ognuno decide a casa sua, secondo la legge del mercato, di fare gli investimenti che ritiene opportuni. Io poi, anche secondo la legge del mercato, io personalmente non investirei il mio tempo ad andare in un grande albergo a Venezia, però questa è una scelta che ognuno di noi fa. Cioè, se sono io, è l'utente che decide dove andare, ed è chi riceve che decide che customer care avere nei confronti del cliente, perché magari una struttura piccola in cui sei coccolato e non trattato, come diceva il consigliere Scano, può essere molto migliore per me che vengo a visitare la città di un'altra struttura. Però ve lo dico sinceramente, voi potete andare a vedere quali sono i report di questi advisor internazionali. In alberghi a Venezia, in un albergo a 5 stelle non si regge se ha meno di 100 camere. Questo ve lo dico con assoluta certezza. Questo volevo sottolineare perché è anche corretto che sappiamo qual è il mercato a cui andiamo incontro. Prego? Beh, ma Fronte Romea io non lo farei mai, cioè voglio dire, se tu decidi che fai un albergo Fronte Romea ti assumi la responsabilità di farlo là. Ci sono... Sì, prego. C'è qualcuno? Signora Sambo, scusi, la vedo... Aveva prenotato l'intervento? No. Assessore, la ringrazio per queste importanti note che sono confortanti dal lato della destagionalizzazione. Dall'altra parte dico che è vero che comunque ci sono degli advisor che dicono determinate cose, ma è vero anche che la scelta effettuata su Venezia è differente. È vero che un hotel a 5 stelle li conosco questi dati di cui sta parlando, però è vero anche che nel momento in cui qualcuno vuole fare una prenotazione a Venezia, gli hotel a 5 stelle sono sempre costantemente pieni della parte lusso, quindi, e sono altamente redditizi, perché abbiamo una storia dalla nostra parte, dalla parte degli hotel a 5 stelle. Quello che si dice è questo: da una parte stiamo cercando di gestire i flussi, dall'altra parte giustamente creiamo degli alberghi differenti, e lo dico anche io perché nella vita pregressa, gestendo eventi e vi dicendo, ci trovavamo a dover proporre Roma piuttosto che Venezia, perché una struttura in termini di convegno non aveva degli spazi. Infatti anche in questo progetto qua stiamo dicendo di utilizzare gli spazi in maniera Scusate, volevo far presente alle persone in fondo all'aula che sono in corso i lavori della commissione, se possono abbassare i toni della voce, grazie.
Quindi sono Consigliere perfettamente... di municipalità, può abbassare la voce, grazie, stiamo lavorando qui in commissione, grazie davvero. Prego. Quindi sono pienamente d'accordo su questo. È vero anche che però dall'altra parte viene fatto appunto in luoghi non adatti, no? O perlomeno non vengono fatte delle strutture che mirano a questo, cioè un hotel a 2 stelle, 3 stelle che abbia una capacità superiore a 120 camere non è equiparabile ad un hotel a 5 stelle che abbia la necessità di aumentare le 120 camere. Per questo che si dice c'è una poca comprensione, diciamo, non è una giudicare, è una poca comprensione dall'altra parte. Lo so che non è un problema appunto della gestione, ma è vero anche che allora dall'altra parte bisogna veramente cercare di aiutare chi invece vuole investire all'interno di Venezia in una maniera un po' più forte. Tutto qua. È la legge di mercato, sì. Bene, se non ci sono altre domande e chiarimenti da parte dei consiglieri, chiudiamo sia i lavori relativi all'audizione di questo progetto, sia i lavori relativi all'audizione di tutti i progetti, perché con questa li abbiamo conclusi. E quindi oggi pomeriggio il segretario generale, per cortesia silenzio, stiamo finendo, un minuto, faccio una comunicazione che forse interessa anche a lei, grazie. Allora, oggi pomeriggio sono stati convocati tutti i membri del tavolo di lavoro dalla segretaria generale, faranno un lavoro di sintesi anche rispetto alle schede integrative che i tecnici hanno chiesto a ciascun proponente dei progetti. Quindi credo che dopo questo briefing tra di loro l'assessore anche, o comunque senz'altro la segreteria generale, relazionerà i presidenti di commissione che riguardano queste commissioni congiunte e poi insieme inizieremo ad andare avanti in questo lavoro di sintesi. Senz'altro calendarizzeremo una commissione sull'organismo di gestione della destinazione turistica che è stata fatta dall'assessore Mar con gli uffici e dove secondo me anche noi consiglieri potremo tutti chiarirci questo concetto che aveva accennato prima anche la relatrice di oggi sui vari tipi di turismi e quant'altro. Quindi siccome l'amministrazione effettivamente ha emanato un atto politico di un certo rilievo che ha coinvolto anche tutte le categorie, credo che sia opportuno che tutti i consiglieri ne conoscano i contenuti. Allora, prego consigliere Scano. Presidente, volevo chiederle una cosa, anche tramite magari i tecnici che ci sono ancora presenti e all'assessore ovviamente. È possibile che facciano un lavoro anche di tipo grafico, nel senso che per sommi capi, cioè rispetto a certe linee di azione, certi obiettivi che i progetti hanno, per cui che ne so, cioè numero chiuso piuttosto che, oppure terminal differenziati, cioè se magari cosa? Allora, grazie consigliere, no, perché ci dà la possibilità e lasciamo finire la domanda, prego. Sì, in modo tale che graficamente vediamo tizio, cioè tipo a crocette, insomma una cosa di questo. Grazie, perfetto, vedo che ha capito. Allora, ci ha anticipato, si è avvicinato infatti il direttore generale Carlin al quale vabbè, insomma, lei è direttore, si occupa di turismo, cultura e anche tradizioni, quindi insomma in quel senso generale, scusatemi. Allora darei la parola al direttore perché così ci dà 2 comunicazioni interessanti. Grazie. Sì, noi stiamo lavorando con le modalità indicate dal consigliere Scano, stiamo facendo delle griglie individuando finalità dei progetti e li stiamo colorando anche per renderli visivamente, cioè dare una percezione immediata su quello che è l'effetto che ogni singolo progetto o gli effetti che ogni singolo progetto intende perseguire e raggiungere, insomma, per cui il tempo adesso
collega con cui era seduto a fianco a me è andata a mettere a posto la scheda di oggi, per cui siamo sul pezzo. Sì, facciamo un briefing con i presidenti e proseguiamo questo lavoro. E niente, vi saluto e dichiaro chiusi i lavori di questa commissione e di tutte le audizioni pubbliche. Grazie.